Questa è la sacrosanta. Allora, eccoci ritornati in studio, come sempre durante la pubblicità il dibattito prosegue tra i nostri ospiti. Allora, professor Casen, allora, un investimento importante sulle risorse umane, la scuola, l'università. Io dicevo anche appunto nel Veneto è sempre mancato, è sempre stato annunciato, ma poi non si è mai riusciti a far nascere un Politecnico. Sì, allora una parte del Veneto e comunque dell'area delle Tre Venezie ha subito delle deformazioni nel tempo, ma soprattutto, come dicevano precedentemente gli altri interlocutori, la burocrazia ha avuto il sopravvento. Burocrazia che normalmente dovrebbe servire per far funzionare le cose, ma la burocrazia non è al servizio del cittadino, è al servizio di se stessa. Senza dubbio. E ha solo due cose. Prima di tutto usa un termine assoluto, a qualsiasi domanda risponde no. La seconda cosa è quella di non far funzionare il sistema. Quindi diciamo che l'industriale, piuttosto che chiunque, il cittadino, si proponga di fare qualcosa, il primo ostacolo è lo Stato, è l'istituzione che si oppone. Peraltro poi succede che le varie istituzioni, quindi i comuni, le regioni, eccetera, non recepiscono le esigenze del territorio, se non in maniera molto intuitiva, e finiscono col creare, prendere dei provvedimenti o fare delle leggi o mettere in atto delle disposizioni che non tengono conto del territorio. Allora quello che è importante fare è che il cittadino si riappropri del proprio diritto di gestione. Tutta questa deformazione, ma la faccio molto breve, nasce dal deterioramento dei partiti che esprimono delle figure politiche inesistenti, che si muovono solo, e lo vediamo nei dibattiti in Rai e pubblici, lasciamo stare altre televisioni perché sono dominate da un interesse politico, quindi quando parlano con la voce del padrone, ma la Rai, che dovrebbe parlare la voce di tutti, invece, guarda caso, crea dei dibattiti politici dove non si capisce niente. E l'espressione di questi politici, diciamo che la massima espressione potrebbe essere la Santanchè, no? Alla fine, dico, ma dopo che hanno parlato 2 ore con i soldi pubblici, che cosa hanno risolto? Abbiamo capito, perlomeno, non dico, non succederà niente, non è successo niente, però qualcosa avremmo capito. No, è la stessa tecnica che si usa per fare le trasmissioni di calcio. Tutti contro tutti, alla fine abbiamo mosso gli ormoni della gente, ognuno rimane del suo avviso, no, secondo i suoi criteri, quindi uno rimane milanista, anzi, oppure rimane laziale piuttosto che per il Padova, ma alla fine di quella partita non si è parlato e non se ne può parlare, perché quella partita è stata venduta. E quindi queste trasmissioni che anche noi teniamo, ma alla fine non tengono conto della realtà, perché la realtà che sta sotto è tutta completamente diversa. Ma al di là di questo, tornando alla macro regione, la riappropriazione vuol dire riprendere in mano quelli che sono i fili della gestione. Questa macro area che diceva poc'anzi Riello, che vogliono creare qui, provincia di Padova e annessi, è una cosa geniale, perché dal basso, quando noi dicemmo anni fa ricominciamo dai sindaci perché è l'unica entità che tratta direttamente con le persone, quindi ha la sensazione, ha la percezione di quella che è la realtà, si stanno parlando tra loro, ma anche al di fuori del contesto, diciamo, istituzionale. Vogliono costruire qualcosa.
E allora questa volontà di costruire poi arriva da qualche parte. Ma attenzione, i tempi sono strettissimi. Abbiamo il mondo che sta muovendosi a una velocità della luce, no? E l'onda sismica sta arrivando, e se non siamo pronti ad accogliere e reagire positivamente a questa situazione, rischiamo di essere schiacciati. Peraltro abbiamo un fenomeno attorno alla macroregione, verso nord, che indebolisce la macroregione che andrebbe a formarsi, o le regioni comunque esistenti, perché abbiamo un'Austria che offre territori e possibilità notevoli, quindi quelli che sono le industrie venete piuttosto che Trentino, eccetera, il Trentino meno, perché il Trentino ha notevoli capacità e notevoli risorse, ma è un caso speciale, tendono a emigrare. Perché? Perché i tempi di risposta, se io vado in Austria, i tempi di risposta sono 24 ore. I tempi di risposta italiani sono 24 mesi. Se ti rispondono e se non ti tocca fare un ricorso al TAR. E qui abbiamo un maestro dei ricorsi al TAR e ne sa qualcosa di questa esperienza. Ecco. In Slovenia è la stessa cosa, ma andiamo un po' più in là, in Romania, con costi di gestione che spesso sono infinitesimali rispetto a quelli del Veneto. È chiaro che la produzione può essere anche diversa, perché qui abbiamo più esperienza, però facendo conto costi e ricavi, alla fine molti sono indotti ad andarsene, e questo vuol dire impoverire una regione che è fondamentale, la seconda in Italia come capacità produttiva e come contributo di tasse verso e cosa ci torna indietro? Siamo secondi e siamo terzultimi invece quando ci deve essere restituito denaro dallo Stato. Qual è l'eccellenza di questa, a volo d'uccello, di questa macro regione? Abbiamo l'aeroporto di Trieste, parlando di aeroporti, abbiamo l'aeroporto di Venezia, che adesso stanno facendo la seconda pista, e poi è internazionale, intercontinentale. Abbiamo l'aeroporto di Verona, abbiamo l'aeroporto di Trento, abbiamo una quantità di... abbiamo l'aeroporto più alto d'Europa, che è Asiago. Ecco, che adesso speriamo finalmente lo allunghino, perché potrebbe essere un incentivo anche per lo sviluppo dell'altopiano. Abbiamo due porti che sono eccellenti, attenzione, geograficamente sono nel cuore dell'Europa, e non a caso Venezia era Venezia, non solo per la capacità creativa e tutto il resto, ma perché tutto quello che arrivava dall'Oriente, parte in cammello e parte invece con la nave, poi era un passo dal centro dell'Europa e univa Venezia le risorse del Baltico, no, con quelle della Cina. E questa era la capacità dei veneziani. Allora mi dicono, conoscenza di pochi giorni fa, che addirittura la regina Elisabetta, no, all'epoca di Shakespeare, scrisse al Doge di Venezia in veneto, non lo scrisse in inglese. Cioè, questa dà l'idea di quanto importante fosse la lingua veneta e in quale considerazione una regina di quel tipo, Ducato Veneto, esatto, di quel livello lì e di quella capacità anche impositiva, cioè, avesse nei confronti di una città che, se noi la guardiamo, qualche volta scorre sul schermo, ha un diametro di un paio di chilometri e teneva in piedi in scacco tutta l'Europa. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento la burocrazia funzionava. Quando la burocrazia non ha più funzionato, la cosa si è persa. Ma teniamo presente un'altra cosa, che la forza di Venezia era quello della produzione. Quando poi perse il privilegio di poter lavorare il vetro, perché fu rubata il segreto della lavorazione del vetro, della seta e tutto il resto, si impoverì. Allora, se noi abbiamo delle aziende, dobbiamo conservarle, perché è vero che tutto si può cambiare e sostituire, ma l'esperienza che viene accumulata all'interno di un'azienda non è insostituibile.
in qualsiasi momento. Allora, altre situazioni di questo genere, abbiamo parlato porti, aeroporti, agricoltura, abbiamo la più grossa area agricola d'Italia, abbiamo le università più importanti a livello europeo e a livello italiano, la diversità maggiore nei vari istituti e non esiste un collegamento tra queste università che invece sarebbe necessario perché questo determina l'eccellenza, no? E così molte altre risorse. Allora, se riusciamo a vedere questo sviluppo della macroregione, le possibilità questo che la macroregione ha, ma come gestirla, questo è tutto da inventare, perché se noi ripetiamo la burocrazia che in questo momento insiste sul territorio delle macroregioni, veramente abbiamo perso. Certo, certo. Riello, allora, un politecnico, dicevo prima, tenere i giovani qua è importante. I giovani rappresentano... Abbiamo visto quante belle menti hanno lasciato il... Io triste... No, scusa, su questo discorso delle migrazioni dei cervelli. Ecco, teniamo presente che quando l'Università di Padova ha sentito parlare di un professore bravo di Firenze, ha mandato i suoi, rispondeva al nome di Galilei, l'ha mandato a chiamare, hanno negoziato un difficile stipendio perché insomma voleva 100, loro offrivano 10, insomma ha raggiunto un difficile accordo e hanno importato un cervello estero perché a quel tempo era estero. E da sempre a Padova nella nostra università, nella sala delle colonne, ci sono una fila di busti che dopo il fiorentino Galilei c'è il polacco Copernico, mi pare che fosse polacco, tutta gente che veniva da fuori e che ha fatto grande l'università. Quindi diciamo che non è emigrazione, per carità. Il problema è che non si investe in ricerca e quindi in innovazione, poiché questo è chiaramente un handicap per le imprese. Non parliamo per cortesia di fuga dei cervelli, perché fortunatamente vanno all'estero e fanno esperienze differenziate. È vero che però il nostro saldo è negativo, cioè, quindi voglio dire, dopodiché c'è una circolazione che purtroppo non sta premiando questa area qua. Circola ma non attorno all'Italia, di fatto. Il problema poi appunto della ricerca e quindi dell'innovazione il problema poi è, allora, io ho vissuto all'estero, sono stato in Nord America, ho vissuto all'estero, mi sono fatto la mia esperienza. Ed è giusto farla. Se un giovane cresce, rimane, studia, lavora solamente nel territorio italiano, secondo me è molto più limitato e limitante anche per il nostro paese, perché così non si crea innovazione. Bisogna andare fuori, fare esperienza fuori, tornare in Italia e capitalizzare quello che abbiamo imparato e che abbiamo appreso all'estero. L'Italia soffre un problema di reshoring in questo momento, non riusciamo a far rientrare i nostri giovani che hanno fatto esperienza all'estero, o se rientrano sono veramente in pochi, e tantomeno riusciamo ad attirare cervelli esteri nel nostro paese. Quanti di noi, se facciamo un'indagine, hanno nelle loro aziende o hanno nelle aziende di amici persone di un altro paese che sono venuti a lavorare nel nostro territorio? Purtroppo molto poche. Questo è un problema grave, perché così invecchia il nostro paese e invecchia a sua volta il nostro sistema industriale. Se non riusciamo a capitalizzare l'esperienza di chi è venuto prima di noi e unirla all'innovazione che i giovani possono portare e portano, questo è un problema gravissimo, è un problema sul quale poi sicuramente ne risentiranno le nostre industrie, non oggi, però sicuramente tra qualche anno sì. Come fare? Bisogna attuare una politica di incentivo per i giovani. Si è detto prima, il problema è una classe dirigente che non è abbastanza, secondo me, formata per dare una visione di strada che si vuole percorrere. Come diceva prima il presidente Ritter, bisogna avere un'idea chiara di un percorso che sul quale bisogna percorrere.
i giovani, la scuola, l'università, sicuramente è il primo punto di partenza. Se non abbiamo un sistema scolastico in grado di formare i giovani formandoli rappresentano un costo e costano al paese, costano alle famiglie, e poi li vediamo andare via, sono soldi che purtroppo abbiamo buttato, o meglio non abbiamo buttato, li abbiamo regalati a un altro paese, a un paese che a sua volta crescerà di più di noi. Ecco, se anche la politica attua un percorso un po' più lungimirante, meno miope, di accompagnamento dei giovani dal mondo universitario al mondo dal mondo universitario poi al mondo del lavoro, sicuramente questo ci può aiutare. Non è un percorso facile, assolutamente, però è una delle strade secondo me importanti da percorrere per garantire competitività a tutto il nostro sistema sociale. Certo, Presidente Curto, abbiamo parlato... Prego. Complicatissimo da farlo. Abbiamo parlato di porti, di aeroporti, di ferrovie. Per un imprenditore, anche un piccolo artigiano, è più importante l'autonomia o invece i servizi, quindi che le strutture, i collegamenti... Diamo un peso, un valore 50-50, no? Così non ci si sbaglia mai. Battuta a parte... come dicevo prima, l'autonomia senza contenuti, che vuol dire le risorse economiche, evidentemente è una scatola vuota, quindi questa è la premessa. Sicuramente anche per le piccole imprese le infrastrutture sono fondamentali. Allora, noi da anni si sta discutendo dello sblocca nord, ad esempio, argomento che è lì giacente, poi comitati contro e quant'altro, e probabilmente questo è frutto di questo atteggiamento campanilistico di forma anche protezionistica. Diciamo sullo sblocco nord non sono dei comitati, sono le province, la provincia di Trento che è contraria, cioè lì mi pare che insomma è una istituzione. Sì, ma nella parte veneta sono i comitati locali che non vogliono l'attraversamento. Non credo siano stati quelli decisivi nel fermare quello che potremmo dire notizie di questi giorni. È un problema culturale comunque, del quale dobbiamo assumersi tutti noi le nostre anche secondo me nell'aver impostato male comunque una politica di integrazione regionale. Fanno parte del paesaggio ormai. Certo. Stanno studiando mi scusi se l'ho interrotta, un treno che vada da Pechino a Hong Kong ad altissima velocità, e noi diciamo se lo sbocca nord deve essere fatto sì o no in un tratto di chilometri di seta. Ma la Cina sta già discutendo della linea ferroviaria ad alta velocità con l'Europa, con Londra, stanno discutendo se passare e questa è la velocità del mondo, e noi siamo fermi al campanile e lo decidono in 30 giorni. Allora, per proseguire questo ragionamento che avevo iniziato, dicevamo appunto aspetto infrastrutturale sicuramente è importante. Mi volevo riallacciare però a due questioni che sono state citate prima. Dobbiamo riappropriarci, no? Giustamente della nostra identità, del nostro ruolo, però evidentemente questo passa attraverso i processi della democrazia, quindi di fatto dobbiamo avere una classe dirigente politica preparata. Se noi guardiamo ai fondatori della Repubblica e guardiamo a chi oggi siede in Parlamento, credo che sembra c'è stata una rivoluzione totale. Poi ti accorgi che magari un deputato è passato da un gruppo ad un altro, no? E così via, non ci sono più identità assolute, non ci sono più processi verso i quali pensare anche a un orientamento di una programmazione. Ecco, giustamente, no? Come diceva il Presidente di Confappi Veneto, no? Cosa vogliamo di questo paese, no? Cosa vorremmo per questo paese, no? Chi è che lo dice? Magari noi facciamo la nostra parte e poi abbiamo un interlocutore sordo dall'altra, o forse meno sordo, incapace, peggio ancora, di dare una risposta. Questa è la questione. La questione della ricerca e di innovazione. Qualche mese fa ho avuto la possibilità di sedere assieme ad alcuni magnifici rettori delle tre realtà regionali di cui stiamo parlando oggi, e si ragionava anche del Politecnico, quindi c'è una certa volontà di andare verso una sorta di unificazione delle risorse da mettere assieme. A me da Veneto francamente
abito in una zona periferica di montagna e quindi paradossalmente mi è più vicina a Trento rispetto a Venezia, ma i miei figli, ahimè, hanno studiato a Trento, questa è la verità. Io lo dico con doglianza, però ci sono delle infrastrutture in quell'area a livello universitario straordinarie, perché la provincia, grazie alle risorse di cui si parlava prima, dà contributi. Allora io, un richiamo importante che farei questa sera, auspicando che la normativa che mi sono letto, la 132 della Costituzione, eccetera, si possa arrivare e ci sia una realizzazione. Abbiamo però un momento di congiuntura necessaria, immediata, verso la quale purtroppo il tempo non fa più sconti, dove credo oggi l'attuale Presidente della Regione del Veneto, nella conferenza Stato-Regione, secondo me deve andare a battere i pugni, perché senza voler fare assolutamente polemiche, però gli slogan, le autonomie, rivendicare le stesse provvidenze che può avere ed anacronistiche che ha la provincia di Bolzano rispetto al Veneto, non costruisci, ecco, ci sono meccanismi sicuramente diversi e vanno attuati. Facciamo rispondere Cacciavillani. Prendere un tema toccato. A un certo punto può darsi che non trovi l'accordo né con chi ascolta qua né con chi ascolta altrove, ma le proprie idee bisogna dirle. Che la cosiddetta mano pubblica, cioè il burocrate, l'amministratore, faccia innovazione è assolutamente escluso, non è mestiere suo. A un certo punto bisogna che l'imprenditoria, voi altri vi facciate sulle maniche, come si suol dire, e imponiate delle scelte, dovete elaborarle e imporle le vostre scelte, perché a un certo punto io mi rifiuto di pensare che un politico, per quanto miope, legato a interessi diversi, dica di non fare una cosa che viene dimostrata essere proficua, utile, interessante. A un certo punto voi non potete pensare che sia il palazzo che apre strade nuove, dovete essere voi che imponete al palazzo l'accettazione delle strade nuove, certo con rigore di programmazione, con programmi completi, precisi, con finanziamenti, ma insomma dobbiamo smettere di essere succubi della mano pubblica, per cui è lo Stato che dovrebbe fare. No, ripeto, non lo farà mai, perché non è nemmeno il mestiere suo, non ha nemmeno la capacità di farlo. Il burocrate, sempre il burocrate resta, può darsi che sia di idee aperte, eccetera, ma voi non potete smettere il vostro ruolo di propositori prima che realizzatori. Stavo dicendo prima in un intermezzo, la storia vi insegna tante cose. Non so, Venezia, il più grande momento della sua storia è stata la battaglia di Lepanto, abbiamo vinto noi, per carità, 6 ottobre 1571, ma anche là, stavo dicendo all'amico Riello, ecco, hanno fatto nel pomeriggio delle 5 i vari comandanti, ammiragli, gente con stellette, ecco, hanno fatto il piano di battaglia. Il Benier, che era il comandante della nostra flotta, dice un attimo, sa, io va bene, ne prendo nota, però prima di suonare la tromba dell'assalto io devo fare una verifica. E ha riunito i capi ciurma, cioè i capi dei galeotti. Galeotto era l'uomo della Remo, non il condannato, per carità, chiedendo come si è messi, se il termine tecnico in buone assare, non so, in dialetto veneto vuol dire, ecco, sì, comandante, sono pronti, benissimo.
ha suonato l'assalto, ma se il capo Ciurma, che con tanti generali non era assolutamente nessuno, capirai, insomma, chi l'avrebbe ballato, avesse detto di no, dice sa, no, la Ciurma non è idonea e non avremmo avuto Lepanto con tutte le navi che avevamo, i comandanti, i cannoni, eccetera, non l'avremmo avuta, perché c'erano i galeotti che non armavano. Signori industriali, dovete riscoprire il ruolo dei galeotti della Serenissima Repubblica, senza vergognarsi di essere definiti tali. Noi, uomini del remo, diciamo o sì a una certa cosa o no, e se diciamo di no noi, la battaglia non si fa, signor. La nave si ferma. Io sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema è che siamo un esercito di persone armate con un coltello contro un esercito di persone armate con armatevi di più, riunitevi, fate ricerca vostra. I giovani del Veneto hanno creato un fondo che abbiamo chiamato Equimpresa, da contrapporre a Equitalia, per aiutare le imprese che hanno crediti verso la pubblica amministrazione che non riescono a riscuotere. Stiamo mettendo in campo diversi strumenti, però è veramente molto molto difficile, perché è veramente una battaglia lunga, estenuante, il potere, chi ce l'ha se lo tiene, chi non ce l'ha per averlo deve sudare le sette camicie, e il potere se lo tiene. La pubblica amministrazione però è come chiedere al tacchino di preparare la cena di Natale. Io sono d'accordo con quello che dice, cioè ci vuole più forza e coraggio, però non può essere l'industriale che fa la politica. No, gli industriali. O gli industriali. L'associazione degli industriali. Che fa la politica. Venezia funzionava perché c'erano dei garanti, e poi sotto questi garanti allora il resto funzionava. Perché questo è il fondamento, perché sennò cosa succede? Che il Paron della televisione diventa Presidente del Consiglio dei Ministri e forse Presidente della Repubblica. Non è possibile. Allora cerchiamo di pensare bene come stanno le cose. Bisogna che si creino una cultura diversa, e quando parliamo di Politecnico vuol dire formare una mentalità che non è quella di fare filosofia o politica, che è una specie di teologia della filosofia, no? Ma creare delle mentalità rigorose che devono raggiungere determinati risultati, come fa l'industriale. L'industriale ha poco spazio, o ce la fa o non ce la fa. Però scusi, sul tema del Politecnico, il Politecnico o è un progetto del mondo produttivo e del sistema culturale, o altrimenti non è. Cioè, voglio dire, il Politecnico è questo incontro, imprese e cultura, no? Quindi attenzione, allora, la politica, per carità, non vorrei che diventasse il solito alibi per cui c'è sempre qualche politico che ha una responsabilità e quindi ci sentiamo coperti dal fatto di essere inattivi. Ad esempio, su questo tema della scuola, io credo che ci siano spazi di collaborazione tra impresa e sistema educativo enormi. Usiamoli, usiamo le scuole come spazi di condivisione, facciamo i Fab Lab, che peraltro c'è stato questo bando fatto al MIUR, dove ci sono state tra l'altro moltissime richieste, la maggior parte, le più qualificate, sono venute dal nord-est, no? Bene, voglio dire, queste sono iniziative secondo me interessanti, tra l'altro su nuove frontiere tecnologiche, la manifattura digitale additiva, sulle quali ci deve essere un contributo del sistema educativo, ma ci deve essere un contributo fondamentale delle imprese. Le imprese devono entrare nelle scuole, oltre che ovviamente avere le scuole e il capitale umano che entra di più nelle imprese, perché il problema che abbiamo, voglio dire, anche qua, o definiamo qual è l'agenda, si diceva l'agenda, no, politica, ma l'agenda politica di questo paese, di quest'area, è chiara. Cioè la nostra principale carenza è questa, noi siamo gli ultimi in Italia e nel nord-est non ci distinguiamo dalla media italiana come quota di laureati nel mercato del lavoro. E peraltro la cosa secondo me più preoccupante è che questo arretramento nelle graduatorie si sta accentuando, cioè noi non stiamo guadagnando, perché questa situazione anche nella classe d'età 24-34 anni rimane ferma all'ultimo posto. Quindi questo qua, adesso quali sono le responsabilità? Ce ne sono tante, però insomma credo che questo è un tema che bisogna affrontare insieme tra, ripeto, sistema educativo e mondo dell'impresa, perché è evidente che se il mondo dell'impresa, uno, non assume laureati,
oppure non paga adeguatamente i laureati, non dà nessun segnale di incentivo alle famiglie a investire in capitale umano. Quindi, come dire, qua ci sono responsabilità che non sono solo in capo alla politica, che in Italia spende pochissimo per l'università, non in generale per il sistema educativo, però insomma quello che viene speso per ogni studente universitario è tra le quote più basse in Europa, no? Però secondo me non è nemmeno questo il problema è soprattutto dal punto di vista del mercato del lavoro, lato domanda di lavoro. E allora su questo credo che bisogna cercare di trovare delle soluzioni non semplici, però siano anche di natura fiscale, ma non soltanto, accentuare di più anche l'organizzazione stage, l'alternanza scuola-lavoro. Nell'alternanza scuola-lavoro, francamente, se la politica se ne sta da parte è meglio che non ci metta le mani. Non ci deve mettere le mani. Sa, il grosso problema di un futuro politecnico, sapete qual è? Chi comporrà il politecnico? Cioè chi sarà chiamato ad insegnare? Perché io ho avuto esperienza all'interno degli istituti che poi è tutto un clientelismo, per cui l'eccellenza non esiste. Allora bisogna fare un concorso a livello mondiale, i meglio del mondo arrivano qua, insegnano il discorso che diceva lui di Galileo, perché se no, se riprendiamo e ricicliamo la solita clientelismo che vegeta al 90% all'interno di certi istituti, ci ritroviamo punto a capo. Quindi bisogna che noi usciamo da questa specie di orto e cominciamo ad andare a aprire. Faccio solo presente che ci sono dei ricercatori di fatto in formazione che fanno il dottorato di ricerca, che quando vengono in Italia hanno delle borse che sono più alte, la loro retribuzione è più alta del docente che gli insegna, il docente italiano. Quindi, come dire, queste sono le situazioni, voglio dire, in Italia. Adesso, è un cane che si morde la coda, perché torniamo al costo del lavoro poi. Se avessimo... Comunque adesso qua non è questione di rivendicare, però certamente che il sistema educativo e della ricerca, ad esempio se dobbiamo ragionare appunto di questa macro regione, possa diventare uno dei progetti prioritari assieme a quello delle infrastrutture, secondo me questo forse potrebbe essere... Andiamo un attimo in pubblicità, ritorniamo subito, andiamo in pubblicità, dopo intanto continuiamo a parlare, avvocato Cacciavillani, tra poco con i telespettatori. Di imporre anche